scoperto la musica country, è stato abbastanza strano perché io ero un fan di questo gruppo di Nashville che sono i Today's the Day. È un gruppo che però è un gruppo noise metal. Praticamente cercando, all'epoca era il periodo di Emule e mi scaricavo varie cose e tramite Today's the Day sono arrivato a Johnny Cash, che c'è un intro di uno dei loro pezzi, c'è un pezzo di Johnny Cash appunto. Quindi una volta venuto a scoprire che era di Johnny Cash, insomma, che si trattava, poi mi sono scaricato della musica Johnny Cash e da lì poi ho scoperto tutti gli altri, Waylon Jennings, Hank Williams. Non è che dal metal, dal punk hardcore sono arrivato al country blues. Io ho iniziato ad ascoltare questo tipo di musica quando avevo 12 anni, 13 anni, perché mio zio aveva una collezione di LP di rock classico ma anche di blues e mi doppiava questi LP in cassetta e io li ascoltavo. Poi da lì, diciamo, dal rock classico derivativo del blues sono arrivato a sonorità più, diciamo, quelle che vengono intese come estreme, quindi l'hardcore, il metal eccetera, per poi alla fine rendermi conto che l'estremismo non sta tanto nel genere di musica, sta nell'intenzione che ci metti dentro. Quindi se fai gospel o fai grindcore puoi essere ugualmente estremo in modi diversi. Ovviamente quando sei da solo non hai a che fare con altre persone, quindi non devi trovare un compromesso con altre persone, è tutto più veloce e da un certo punto di vista tutto più facile. Questo per quanto riguarda l'organizzazione. Per quanto riguarda l'altro fattore è il fattore economico, nel senso, stando da solo, suonando da solo, ovviamente non dovendo dividere niente con nessuno e suonando molto hai una possibilità di ricavare, cioè di vivere di questo. Uno di quelli che da quando ho iniziato ad ascoltarlo non ho mai smesso fondamentalmente è Hank Williams primo. E nonostante poi nel mio suono non ci siano solo elementi country blues, ci sono anche altre cose, però io penso che Hank Williams sia tra tutti quello che mi ha ispirato di più, non solo per il suono, pure per altre cose, non so, l'approccio con tutte le dovute proporzioni. Fin dall'inizio di Police Against Youth ho messo al primo posto l'attività live in generale, ancora prima dei dischi, e penso sia fondamentale perché è il momento in cui ti metti alla prova, nel momento in cui tu sei il responsabile di tutto quanto, è come se ti mettessi alla prova, e quindi il fatto di essere arrivati in un posto grazie alle tue forze, al tuo impegno, di aver scaricato la macchina, aver fatto il soundcheck e poi il concerto, è una cosa che è fondamentale perché ti dà la forza di fare tutti gli altri che vengono dopo. Sardegna, venendoci da quando sono piccolo, da quando ho un anno, tutte le estati,
è stato sempre un luogo che mi ha ispirato in qualche modo. Poi quando ho iniziato a suonare mi ha ispirato anche musicalmente, nella composizione, tuttora mi ispira. Mi ricordo questo avvenimento di quando ancora non suonavo niente, avevo penso 7-8 anni, erano gli anni 80, mi regalarono questo Walkman e mia madre mi regalò, eravamo in Sardegna, mi comprò questa cassetta dei western di Ennio Morricone, quindi che è la colonna sonora del Buono, il brutto e il cattivo in particolare è la prima cosa che ho sentito in cuffia, e l'ho sentita lì a Castiadas, insomma, in questo posto dove mia zia aveva questa casa, e quello è un momento importante perché mi ricordo questa musica nelle orecchie. Poi questa cassetta io l'ho ascoltata, ce l'ho ancora, però quasi l'ho consumata, veramente l'ho ascoltata a ripetizione per tanto tempo, e mi ricordo che ascoltavo questa musica guardando queste montagne intorno, mi dava un effetto bellissimo, che è lo stesso effetto che ancora mi dà quando mi metto lì, sempre in quella casa, che è un po' diversa, adesso sta ristrutturata, però le montagne ci sono ancora, per fortuna, e mi metto lì quando mi metto lì a suonare con la chitarra queste montagne intorno, questo ambiente così di campagna, sono molto ispirato. Questo è il mio, diciamo, è un po' il simbolo di quello che mi dà la Sardegna.